Mancati i fondi del PNRR ai comuni del nord, ora si stanno muovendo i nostri parlamentari. Dopo la denuncia del sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte, con relativa minaccia di portare le fasce dei primi cittadini a Roma, dal deputato Giuseppe Paolin è stata presentata un'interrogazione con risposta in commissione rivolta al ministro delle Finanze e a quello dell'Interno. Già il Sud beneficia del 40% dei fondi che sono assegnati. Il 60% è assegnato con dei parametri che penalizza il Nord, cioè difatti lo dicono i numeri, su 2.327 progetti, 541 non sono finanziati, 186 sono veneti. Nell'interrogazione, tra l'altro, si chiede anche se tra i comuni finanziati ci siano chi è in dissesto economico, ma soprattutto si punta a cambiare i parametri che hanno permesso il prevalere dei comuni del Mezzogiorno. Il potenziale disagio economico, il potenziale disagio assistenziale, famiglie con più di 6 componenti o tra i 15 e i 29 anni chi è senza lavoro e non studia. Ecco, con tutti questi parametri o con solo questi parametri il Sud resterà sempre avvantaggiato. Del resto, sottolinea l'onorevole Paolin. E ricordiamo che questi soldi andranno restituiti, quindi anche cioè, i territori che li riceveranno dovranno in percentuale restituirli. Quindi faccio memoria, il Sud ha problemi enormi sul intercettare finanziamenti europei. Adesso mi chiedo come farà a rendicontare, a richiedere questi finanziamenti che hanno parametri ancora più stringenti. Quindi, secondo me, bisogna dedicarci del tempo e rivedere un po' tutto. E l'interrogazione dell'onorevole Paolin è solo la prima di una serie di azioni previste dai parlamentari veneti. Me ne sono occupato per primo, ma dietro ci sono tutti i parlamentari.